Lo crayon d'Enrico Reissent, un dipintre paesista più raffinato del Novecento italiano, è scorfito sulla pagina delle scartari. La visuale da Mun Aval fa pensare che lo pintre si è setato a segnare alla finestra una ciambro d'oste. Lo pintre vuol cuire gli effetti del chiare dell'atmosfero marino in tal porto di Genova. Pracò tiro de linee che marcano i profili all'interno e des architetture del port, donando un forte senso orizzontale alla composizione. Lo confine entre la mare e lo Gran Sel è definito da linee spesse, destacciate e sovente sbardà, segno che teisson una tramo fino, che smeo creisse, de valor tunalo, sus distanze poetiche d'auro e chiar. Gacciant miei, lo meme profil del port es rendubià in premier pian, marcà crayon più fin. Es indubiun entre reconeissen la lanterno, es quasi mec un segno vertical entre quelli nervus che vandreire e arribun a una visione ariuso ed uberto. Carche barco a velo, le picciotte barchette di pesciaire che scasi se ve un pa. Tutun, lo pintre manco pa delle giuntare a bucarcheligno fino ad crayon. A questi dettagli manifestano la tensione che Reissent butta conti particolari che vengono semplificati fino a divenire pure macet color in le sue pitture de marine. Per lo porto Genua realizza ben dei disegni preparatori che dovrebbe per pintare dei famosi paesaggi a veli su stelo. Lo disegno alla lanterna del porto Genua deveria remontare ai periodi passati sì entre 1885 e 1890. La fedeltà al motivo che si leva scasi a delicata poesia di Sens arramba Reissent mai agli impressionisti che ai paesisti piemontesi. Basta gacciare la picciotto marino della collezione Mallet, proprio in fungare in le aighe, che impinisson e scasi tullo cadre, penela spesse a onde, portava un movimento ritmico. Lo disegno reporta salverso alla cornice l'etichetto alla Galleria d'Arte Fogliato a Turin, che l'avvio spungiunta al dicembre del 1968 a bulo numero del catalogo 131 in l'esposizione d'albi e cartelle di Reissent. Enrico Reissent nasce a Turin nel 1855 da una famiglia borghese d'antiquari de libre e studiò all'Accademia Albertino e apprende lo disegno e la pittura dei paesaggi dal suo magistre Antonio Fontanesi. Se fa conoscere nel 1873 e si incanda presso partecipò all'Esposizione Universale a Parigi. Ben attivo, muore a Turin nel 1928, ha preso a vergagnare numerosi riconoscimenti e la sua opera venne esposta in Italia e Foro e decò alle 3 premiere biennali veneziane. In la seconda metà del Novecento, lo critico d'arte Roberto Longhi indicò Reissent, insieme a Fontanesi, Avondo e Delleani, come uno dei principali paesisti italiani del secolo XIX. In ti paesi della Riviera Ligure, andavano pa mechi pintre. Numerosi abitanti della Valmairo andavano in Ligurio in ti secoli passati, inventando un mestiere per sopravvivere. Erano i mercanti d'anciue che a pe passavano piane e valade del nord Italia a bui cartun ciargiade butale pien de pes salaccia in Ligurio. Loro storia è contenta al Museo Seles di mestieri itineranti a Sele, ma è decona visà dall'affero degli anciuier che tutti gli anni si fa a Drunie lo premier fin de smano de giugno.